La Guardia di Finanza di Venezia ha denunciato 13 persone che avrebbero ottenuto 230.000 euro di contributi erogati per l'acqua alta del novembre 2019 presentando falsa documentazione. L'attività nasce all'inizio di quest'anno nell'ambito di un protocollo d'intesa stipulato a livello centrale tra il nostro comando generale e il Dipartimento della Protezione Civile. Il comune poi ha messo a disposizione dei finanzieri il database con i dati dei beneficiari, quindi sono stati avviati i controlli nei confronti di alcune imprese del centro storico. È emerso che appunto quei 12 di questi soggetti in particolare hanno presentato al rendiconto all'ufficio del commissario straordinario e quindi del comune di Venezia, in quanto appunto commissario straordinario, delle fatture per operazioni inesistenti attestanti costi sostenuti per acquistare beni che erano stati distrutti a seguito dell'emergenza appunto Acqua Grande. Fatture emesse da 5 aziende con sede in Veneto, Toscana, Puglia e Lombardia, intestate a enti di nazionalità cinese come le 12 persone denunciate. Il 13° soggetto è stato denunciato in quanto ha documentato appunto dei danni subiti dall'evento dell'Acqua Grande attraverso delle foto che erano state presentate in relazione a dei beni, appunto, attraverso delle foto che erano state anche presentate da un altro soggetto rientrante appunto tra i 12 soggetti economici, il quale questo altro soggetto aveva presentato anche fatture delle relazioni esistenti al rendiconto. In pratica gli stessi beni, per l'utilizzazione degli stessi beni era stato chiesto 2 volte il contributo per l'acqua alta. Le 13 persone sono accusate di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I 12 operatori economici cinesi che hanno ottenuto i soldi ora dovranno restituirli.